La situazione territoriale del nostro Veneto è compromessa. Negli ultimi 40 anni, dal 1970 ad oggi, abbiamo perso superficie agricola utile pari all'intera superficie della provincia di Rovigo, 1800 km². Questo provoca dissesto del territorio, lo vediamo in questi giorni, provoca diminuzione delle potenzialità della nostra agricoltura, provoca danni enormi che ricadono sulle nostre spalle. Un'eccessiva cementificazione e quindi dall'altra parte una diminuzione della superficie agricola utilizzata ha generato quello che in realtà oggi è sotto gli occhi di tutti, una fragilità idraulica del territorio che ad ogni pioggia rischia di mettere in difficoltà non solo le persone ma anche le case, le abitazioni, i posti dove viviamo. Bisogna invertire la rotta e andare verso una situazione dove il territorio va rimesso in sicurezza partendo dal basso, partendo non solo dalle regole che devono arrivare da chi ci amministra ma anche partendo da ogni singolo comportamento dove i cittadini sono parte importante nella gestione di un territorio. C'era una necessità di abitare, di costruire, di svilupparci e ci siamo mangiati un pezzo di territorio. Adesso bisogna riflettere e cambiare mentalità. Questi dati presentati oggi ci sono utili per programmare un nuovo Veneto. In 40 anni l'agricoltura ha perso quasi il 20% della superficie, però il settore dimostra di essere molto vitale. Qual è la svolta che sta vivendo il settore primario in questo momento? Ma la svolta che ha saputo vivere, che sta vivendo adesso, è il riconoscimento di quello che è il proprio territorio, quindi legare l'agricoltura prettamente a quello che è il territorio. Facendo questo si avvicinano i giovani imprenditori, laureati, agricoltori, oltre che diplomati, che sanno rivalutare anche nel poco di quello che hanno delle imprese molto professionali e imprese professionali che si sanno rapportare direttamente con il mercato.